Don Angelo, oggi si parla di democrazia e giustizia sociale in Puglia. Qual è il punto della situazione? A che punto è libera nel portare alla luce quelle zone d'ombra? Quando parliamo di democrazia parliamo di diritti, parliamo anche di antimafia sociale e quindi in questo momento noi come Libera siamo qui a testimoniare il fatto che non bisogna abbassare la guardia, che tanto lavoro si è fatto, ma in questo momento anche in Puglia ci sono segnali da Foggia fino al Salento, segnali anche preoccupanti, che ci riportano un po' all'idea che le mafie non fanno rumore ma sono presenti per esempio i dati ci sono nel turismo, pensate a quello che è l'evoluzione del turismo e quanto le mafie stanno investendo, pensiamo all'agricoltura, pensiamo a tutti quei comparti industriali dentro cui le mafie oggi stanno investendo soldi e quindi siamo preoccupati per questo, per questa evoluzione diciamo in chiave economica e quasi tra virgolette legalitaria perché non appare. E poi ci sono quelle forme arcaiche di presenza nel territorio, certi segnali a Taranto, certi segnali nella BAT, certi segnali a Bari con il famoso funerale che c'è stato, che ci fanno pensare che stanno rialzando un po' la testa e quindi ci vuole più responsabilità da parte di tutti, delle istituzioni, ma anche della società civile che appare in questo momento un po' indifferente a questi temi, quasi in una normalizzazione, un'accettazione passiva. Invece ecco, dobbiamo risvegliare le coscienze. Certo, Libera ha un ruolo culturale, educativo, perché si sta diffondendo anche una certa cultura mafiosa, anche tra i giovani, tra i ragazzi, con le baby gang, con le bande di ragazzini che in qualche modo non sono vicini alle mafie, però hanno comportamenti mafiosi e noi su questo dobbiamo lavorare molto in questo momento. La povertà e anche i social network, questa voglia di apparire, stanno creando non pochi problemi. E certo, perché addirittura anche le organizzazioni stanno utilizzando i social network in maniera proprio aperta, quindi lanciano messaggi ai ragazzi. E poi ci sono le forme di povertà classiche, quelle che sono i bisogni delle famiglie che stanno vivendo oggi una crisi economica non indifferente. E questo diventa, diciamo, terreno fertile perché la gente poi va a chiedere favori invece di ottenere diritti. Allora Libera quello dice, no? Cioè è importante che si rimetta al centro di una democrazia il senso dei diritti, certo anche del dovere, perché ognuno di noi a livello personale ha dei doveri, però è importante non dimenticare che c'è un bisogno di giustizia sociale che in questo momento diciamo, è fondamentale, legalità che va verso una giustizia sociale e che toglie terreno alle organizzazioni mafiose. Dottoressa, oggi si parla di giustizia, giustizia sociale e di democrazia, ma a Taranto a che punto siamo? E a Taranto a che punto siamo con la giustizia sociale e la democrazia? A Taranto siamo allo stesso punto del resto del paese, del resto dell'Italia, anzi Taranto proprio perché, lo dicevo prima parlando con il rappresentante dei morti, delle vittime sul lavoro, Taranto molto spesso è pioniera rispetto a temi, a problemi molto scottanti che sentiamo particolarmente, l'ambiente, la tutela della sicurezza sul lavoro, che poi in realtà sono anche strettamente connessi come aspetti. Taranto credo, spero sia a livello del resto d'Italia perché le assicuro che c'è una grandissima attenzione sui temi, glielo dico da magistrato, ovviamente io posso parlare per l'azione della magistratura che è molto impegnata e molto sensibile al tema della tutela della sicurezza sul lavoro e anche al tema ambientale. La sua è una storia particolare. Il mio impegno in Libera nasce dalla mia storia personale. Io sono figlia di Renata Fonte, assessore repubblicano, uccisa a Nardò il 31 marzo 1994 perché si opponeva alla speculazione edilizia su Porto Selvaggio. Una voce solitaria in quegli anni, una delle primissime donne in politica e una delle tante troppe vittime di mafia del nostro paese
e quando Libera parla di giustizia sociale coniuga sempre l'impegno con la memoria di chi appunto con la propria vita, con il proprio esempio, con il proprio impegno si è battuto per la tutela della democrazia, della libertà, della giustizia nel nostro paese. Come cambia la vita una storia del genere e soprattutto quanto il raccontare agli altri può cambiare la società? È difficile sopravvivere a certe tragedie, a certe mancanze, e forse l'unica forza che abbiamo è quella di continuare a dar voce a chi non ha più voce, ma ha ancora tanto da dire e ancora tanto da dare, perché continuano attraverso la nostra testimonianza ad essere un esempio e in qualche modo noi continuiamo ad essere una spina nel fianco a graffiare le coscienze. A che punto siamo a Taranto? Allora, a Taranto devo dire che le forze dell'ordine e la magistratura fanno un lavoro impegnativo e soprattutto che cerca di contrastare la criminalità organizzata sul luogo. Devo dire che rispetto agli ultimi episodi che ci sono stati, l'uccisione di Nardelli, la gambizzazione, la magistratura si è mossa in maniera tempestiva cercando di capire quali fossero le motivazioni di determinati attentati o agguati, cercando anche di dare una risposta rispetto a quelle che sono le domande che noi ogni giorno ci poniamo sul territorio. Che cosa fa la criminalità organizzata? Quali sono le economie della criminalità organizzata e in che modo opera? Ecco, noi abbiamo capito che c'è uno spaccio di droga anche grazie al report della DDA fatto dell'ultimo trimestre del 2022 che ci dice che le fonti economiche della criminalità organizzata sono soprattutto quelle dello spaccio. Ecco, in tutte le indagini che noi oggi troviamo, oltre allo spaccio di droga c'è lo spaccio delle armi e c'è anche un grande ingresso della criminalità organizzata all'interno di quelle che sono le economie pubbliche dell'appalto, oltre che quello delle estorsioni. Cioè, noi oggi la domanda che ci poniamo è: in che modo possiamo creare un contrasto effettivo, noi cittadinanza attiva, noi società civile alla criminalità organizzata? Ecco, rivendicare diritti, rivendicare democrazia, rivendicare giustizia sociale sono per noi elementi essenziali per togliere quel terreno alla criminalità organizzata e alle mafie che organizzano la propria manodopera proprio sulle necessità e i bisogni delle persone. Chi non ha lavoro, chi non ha la casa, chi non ha diritto all'assistenza sanitaria, oggi ricorre sempre più spesso alla criminalità organizzata come prima risposta. Io continuo a ripeterlo, la criminalità si nutre delle povertà intellettuali, delle povertà economiche. Ecco, per lo Stato è essenziale eliminare queste zone d'ombra, perché è essenziale permettere a tutti di avere una vita dignitosa. E poi dobbiamo anche capire in chiave politica in che modo bisogna contrastare la criminalità organizzata. Le parole di Nordio e di questa maggioranza, lo dico da cittadino, non sono essenziali, perché rimodulare il reato di associazione esterna di associazione mafiosa, ma anche il reato di abuso d'ufficio, ecco, per noi di Libera non sono elementi adeguati oggi, anzi sono dei passi indietro rispetto a quelle che erano le leggi che in Italia hanno permesso da parte della magistratura un contrasto effettivo.